Siamo contentissimi perché è stato un parto sofferto, però un parto che ha generato due figli sani, che sono le due classi che abbiamo oggi qua, in un contesto che mi sembra adeguato, quantomeno per questo anno scolastico. Noi ci siamo messi sostanzialmente a servizio di una richiesta che evidentemente c'era e il fatto che qua ci siano 50 ragazzi lo conferma. Dal punto di vista della nostra scuola ciò ha consistito, una ridistribuzione dell'utenza sul territorio, minimizzando mediamente i tempi di percorrenza casa-scuola per le famiglie. La sede di queste classi sarà temporanea, per il futuro cosa aspettarsi? Ma per il futuro so che ci sono diversi progetti condivisi da amministrazione comunale e da città metropolitana. Io mi aspetto scuole moderne sostanzialmente, con spazi adeguati, con spazi che non contemplino solo aule, in una modalità di far scuola che deve sicuramente essere differente. Quest'anno qua a Chiavari noi sostanzialmente sperimentiamo un orario intervallato, per cui ad ogni ora di lezione corrisponde un po' di pausa in cui i ragazzi si possano muovere nell'edificio, poter fare domande agli insegnanti e anche rilassarsi. Per far questo però ci vogliono spazi adeguati. Era doveroso ringraziare la Curia, il Vescovo, la Diocesi, per questa disponibilità di aula all'interno del seminario, vicino ai treni, e sono diversi ragazzi che arrivano da Sestri o da Lavagna che prendono il treno, e degli autobus per i ragazzi che ovviamente arrivano dall'entroterra, e ce ne sono. È un luogo bello ed è sicuramente un po' un unicum perché è l'apertura di una scuola pubblica all'interno però del seminario. Credo che ci sarà una bella commistione, mi sembrano tutti davvero molto felici, noi lo siamo, e quindi nel ringraziare la Diocesi ovviamente abbiamo fatto un grande in bocca al lupo a ragazzi che hanno scelto un indirizzo particolare, innovativo e che riapre al mondo. Quindi l'augurio che ho fatto è di non perdere nessun minuto prezioso di lezione, visto che noi ci siamo impegnati tanto per fare in modo che potessero iniziare a Chiavari, come legittimamente le famiglie chiedevano, il loro anno.